Nonostante la sua esperienza politica al Consiglio Comunale di Agrigento per 3 elezioni, il consigliere comunale Gerlando Gibilaro ha deciso di non candidarsi alle elezioni del prossimo 4 ottobre. Gerlando Gibilaro ha anche svolto il compito di assessore nella giunta Zambuto, ha ottenuto il massimo consenso alle ultime elezioni comunali, recentemente ha anche aderito al partito della Meloni. Gibilaro con l'occasione fa il suo in bocca al lupo a tutti i candidati a consiglio comunale e a quelli del sindaco di Agrigento. Ma io l'esperienza l'ho sempre messa a disposizione della città di Agrigento e degli agrigentini. Purtroppo ad Agrigento chi è figlio del popolo deve scontare la condanna di chi vince. Quindi non essendo figlio delle segreterie politiche è chiaro che un Gibilaro ha dato fastidio in questi anni, non al popolo, possibilmente a chi gestisce la politica ad Agrigento. L'ultima esperienza della mia campagna elettorale nel 2015 come primo degli eletti nella proclamazione, alla fine io sono stato congelato nelle cariche istituzionali e quant'altro. Non mi sono candidato per il semplice motivo, innanzitutto perché non ho condiviso quello che il centrodestra ha fatto, perché quando il centrodestra propone 3 candidati agli agrigentini, alla città di Agrigento, dimostra o un'immaturità politica o evidentemente giochi di egoismo politico hanno portato alla frantumazione del centrodestra. Se il centrodestra ad Agrigento avesse aveva la capacità di individuare un candidato sindaco, sono convinto che avrebbe vinto al primo turno. Purtroppo così non è stato. Saranno gli agrigentini a decidere da chi saranno governati e poi bisogna lasciare spazio ai giovani, alle nuove generazioni. Noi ad Agrigento negli ultimi 30 anni abbiamo avuto e siamo stati governati sempre dagli stessi deputati, dagli stessi onorevoli. Io nel mio piccolo lascio spazio ai giovani e sono felice e contento se chi si affaccia per la prima volta alla politica può essere eletto e dare un contributo a questa amata città. Lei diceva che questa è una campagna elettorale diversa dalle altre, perché? È una campagna elettorale diversa perché per la prima volta ci sono dei candidati a sindaco che sono una campagna elettorale caratterizzante, ci sono 3 candidati a sindaco che sono forti, mi riferisco all'uscente Firetto, mi riferisco a Marco Zambuto, nonché al dottore Miccichè. C'è la Carlisi, la Galvano e la Catalano, ecco. Sono convinto che nessuno di questi vincerà al primo turno perché con questi candidati evidentemente non solo i partiti politici hanno disorientato gli agrigentini, che l'asse nazionale sono il PD e il centrodestra, quindi qua ad Agrigento abbiamo varie anime del centrodestra e quindi sono fermamente convinto che nessuno vincerà al primo turno e tantissime di queste liste non arriveranno neanche al 5%.